Ciao ragazzi, siamo a Verona, riconosciuta per essere patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e anche ultima tappa del Giro d'Italia di quest'anno, e Verona è anche conosciuta città dell'amore grazie al capolavoro di William Shakespeare, e qui non si può fare a meno di passare sotto il celebre balcone. Andiamo a vederlo. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! Ecco l'Arena, tappa di arrivo del Giro d'Italia 2022, capolavoro dell'architettura romana, costruito intorno al I secolo d.C., e l'anfiteatro romano, oggi forse meglio conservato di tutti, l'Arena dunque, fece da possibile modello per la realizzazione successiva del più imponente anfiteatro dell'impero, il Colosseo, a Roma. Verona è considerata la città dell'amore, grazie anche all'opera immortale del Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Verona offre un ricco passato storico. Di fondazione romana, poi longobarda, è stata signoria degli Scaligeri in epoca comunale e infine con la Repubblica di Venezia nei secoli successivi. Questa sua storia si può ammirare nelle architetture e decorazioni dei suoi palazzi e monumenti. Piazza delle Erbe è la piazza più antica di Verona e sorge sopra l'area del Foro Romano. Centro della vita politica ed economica, con il tempo gli edifici romani hanno lasciato il posto a quelli medievali e poi ancora alle architetture della vicina e dominante Repubblica di Venezia. Il Ponte Pietra è il più antico ponte di Verona sul fiume Adige, costruito in prossimità di un guado del fiume Adige e importante crocevia, la prima opera di un nucleo su cui crescerà la città di Verona. L'unico ponte rimasto di epoca romana, fatto esplodere dai tedeschi in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato quindi ricostruito utilizzando le stesse pietre recuperate dal letto del fiume. Oltre la città, il territorio veronese è ricco di bellezze culturali, storiche e naturalistiche, che possono essere facilmente raggiunte e visitate grazie a diversi percorsi cicloturistici organizzati accessibili per tutti. Ad esempio, uno dei più suggestivi è la ciclovia che da Verona raggiunge il lago di Garda. Insomma, le centinaia di chilometri di piste ciclabili del Veneto che collegano città d'arte, borghi, laghi e colline fino al mare rappresentano un'eccellente risorsa turistica adatta per gli sportivi e per le famiglie. Verona è anche centro di grandi distretti industriali, quello grafico e cartario, delle concerie e calzaturifici della Valle del Brenta. Il distretto industriale veronese del settore del marmo e delle pietre rappresenta, insieme a quello di Carrara, il principale polo italiano per la lavorazione di marmo e granito e forse il più importante a livello mondiale. È caratterizzato dalla presenza di numerose manifatture sul territorio, di dimensioni diverse, ma messe a sistema per tipologia di prodotto e specializzate nelle diverse singole fasi del ciclo produttivo, dalla estrazione in miniera alla lavorazione, dal taglio al trasporto e infine alla esposizione, organizzata come un vero e proprio showroom. Tra le diverse tipologie di marmi, ricordiamo famoso nel mondo quello che prende il nome dalla città, il marmo rosso di Verona.
Ragazzi, eccomi qua di nuovo davanti all'Arena di Verona. Ce l'ho fatta, 3 settimane lunghe di pedalate, dal sud alle Alpi. Ho pedalato tanto, però ce l'ho fatta. E io ho incontrato tante belle persone, veramente vi lo raccomando perché si può fare in tutti i modi, con il treno, con la bici, anche a piedi. Non vedo l'ora che esca il nuovo tragitto del Giro dell'anno prossimo perché forse parteciperò e vincerò. Ciao! Dimenticavo, questa è mia. Ci vediamo al prossimo giro. Ciao!